Parliamo di controllo sociale russo. La Russia è un paese enorme, esposto a influenze e a minacce occidentali e orientali e perciò esposto a oscillazioni verso occidente o verso oriente a seconda dei momenti storici. Ovviamente in questo momento sta rifiutando l'occidente e si sta spostando verso oriente. Allora, del controllo sociale russo confesso di aver pensato che il controllo sociale russo fosse semplicemente di tipo tellurico, tellurocratico, con innesti religiosi cristiano-ortodossi e come tale immune dalle tipiche aberrazioni occidentali, ma seguendo tutte le 21 lezioni del professor Mauro Belardi che si può trovare su YouTube, cercate Visione TV su YouTube e selezionando playlist viene fuori una raccolta di incontri chiamati La Terza Russia, che ho guardato tutti e che mi ha insegnato un sacco di cose. Sono 21 lezioni. Seguendo queste lezioni, diciamo, il quadro della cultura russa che mi sono fatto si è fatto ben più complesso di quel pensiero di cui ho detto, no? Che la Russia avrebbe conservato tradizioni tellurocratiche e cristiane sane rispetto alle follie occidentali. Non è così, non è così. La situazione, il quadro dello sviluppo del controllo di massa russo è molto più complesso, anche perché le aberrazioni occidentali si sono infiltrate anche lì nei momenti in cui la Russia ha guardato verso l'Occidente e ha imitato l'Occidente, almeno nelle sue sfere più alte, diciamo nelle elite nobiliari. Tuttavia, arrivato alla lezione 21, dopo molte sorprese, la tesi che in Russia si sia conservata una corrente sotterranea autenticamente cristiana, radicata nella madre terra, resta ancora una ipotesi, un'idea valida. Anzi, il travaglio russo, che si scopre conoscendo più in dettaglio lo sviluppo del controllo di massa russo, conferma la forza indomabile di quelle energie telluriche di cui ho parlato, al di là di ogni seduzione di tipo mefistofelico o di altre forme di seduzione e di prevaricazione sociale, ecco, di seduzione del potere che porta a forme di prevaricazione sociale. Allora, la complessità e le alterne vicende del controllo di massa in Russia quindi rinforzano la tesi di fondo che in Russia si sono radicate e salvate degli atteggiamenti delle visioni del mondo che sono decisamente più sane di quelle che si sono sviluppate in Occidente. Ecco, mettiamola così. Quindi è vero che in Russia la classe sacerdotale non ha mai dominato il palazzo come in Occidente, la religione non è mai diventata uno strumento di controllo di massa, almeno insomma non come in Occidente, mettiamola così. È vero anche che il cristianesimo popolare radicato nella madre terra e quindi anche con qualche tratto pagano, radicato nella comunità o nella patria russa, ha prevalso anche contro la cultura occidentale malata, spesso abbracciata dalla nobiltà russa. E i fatti che lo dimostrano però sono, come dire, ignorati dagli storici occidentali. E quindi questo vuoto nella nostra formazione scolastica sulla cultura russa mi induce ad essere piuttosto prudente ed attendista rispetto alle conclusioni che si possono tirare. Prima di sparare queste conclusioni
lontane dai luoghi comuni occidentali della storia russa, è meglio prendersi del tempo e dissodare alcune idee indurite. Allora, in Russia si parla di un cristianesimo russo ortodosso clericale, sì, ma non è tutto lì. Si parla anche di sette cristiane non clericali e questa per me è una scoperta recente. Sette cristiane radicate nella terra, nella comunità, anche su alcuni elementi pagani, non clericali e quindi libere da quelle seduzioni del potere che spesso allineano nel clero di qualunque religione. Queste sette non clericali mi hanno fatto pensare alle numerose sette cristiane occidentali non cattoliche, perché sappiamo che verso la fine del potere temporale della Chiesa Cattolica Romana si sono sviluppate con il protestantesimo, ma con infinite altre sette scuole di pensiero cattolico, si sono sviluppate diverse sette cristiane anche qui da noi in Occidente, soprattutto nel nord Europa, e poi si sono trasmigrate in America. Quindi, come dire, questo fenomeno delle sette locali non clericali l'abbiamo avuto anche noi, però gli esiti sono decisamente diversi. Nel senso che mentre le sette occidentali esprimono la borghesia liberal capitalista, quelle russe sono espressione di una borghesia social capitalista, una cosa di cui io ho sentito parlare prima volta in vita mia e quindi è stata anche una bella scoperta sapere che è esistita in Russia una borghesia, quindi imprenditori industriali, capitalisti, quindi imprenditori che mettono su fabbriche, socialisti, prima dell'arrivo della rivoluzione comunista. E quindi questa è stata, come dire, anche la prova che c'è una corrente sotterranea carsica nella cultura russa di radicamento nella comunità locale e quindi una visione non troppo così egoista come è prevalsa in genere nella cultura occidentale. Ecco. Adesso seguirò lo sviluppo del cristianesimo ortodosso, russo, clericale, che comunque è diverso è uno sviluppo diverso da quello che si è visto in Occidente, in particolare per la Chiesa Cattolica Romana. Allora, il cristianesimo greco-ortodosso, migrato da Bisanzio a Mosca, passando per l'Italia durante il Rinascimento, dopo la caduta dell'impero romano, è più spirituale ed è più autocefalo di quello romano. Questa è una delle differenze importanti. Spirituale significa poco propenso ad amministrare, quindi a far politica, no? La fa, ma non così smaccatamente come si vede nella storia della civiltà occidentale. Autocefalo significa basato sulla figura del patriarca che assume il suo mandato in modo autonomo. Autonomia che si esprime con posizioni ora spiritualiste, ora nazionaliste, ecco, quindi anche politiche, senza mai arrivare agli estremi che si sono visti in Occidente. Allora i due aspetti, quello spirituale e quello politico, guarda caso, sono anche le due anime del cristianesimo di San Paolo, del cristianesimo tout court, che in Russia, come dire, ora coesistono in equilibrio, ora confliggono anche molto duramente con scismi violenti tra la componente spirituale e la componente nazionalista, patriottica, politica, diciamo, interessata agli aspetti amministrativi, politici.
è sempre cristianesimo ortodosso, ma come dire, in Russia si vedono emergere più o meno quella doppia natura della figura di Gesù creata da San Paolo di Tarso, cioè l'inventore del cristianesimo. Sappiamo che San Paolo di Tarso era un commerciante ebreo e cittadino romano. Ecco, quello che lui fece fu mettere insieme una religione spirituale definibile gnostica, ma diciamo la religione dei culti misterici, che attecchiva facilmente nelle elite dell'impero romano, mise insieme con questa figura storica del Gesù crocifisso, che a Gerusalemme aveva i suoi seguaci guidati dal fratello di Gesù Giacomo, che sicuramente aveva connotazioni spirituali ma anche concrete, politicamente concrete, soprattutto per quel che riguardava il giubileo dei debiti diciamo non pagabili. È una questione che ho già trattato l'anno scorso in questa università, in questo istituto, e casomai si potrà approfondire. Adesso lo affronto in maniera sommaria, ecco. Le lettere di San Paolo sono il primo documento scritto su Gesù, perché i Vangeli compaiono tra 2 e 3 generazioni dopo, se no addirittura un secolo dopo le lettere di San Paolo. San Paolo è il fondatore, le lettere sono la documentazione di cos'era all'inizio il cristianesimo nella testa di San Paolo, prima che diventasse il cristianesimo che conosciamo. Allora, queste lettere, se andiamo a leggerle, parlano di una figura molto spirituale, già, come dire, un Gesù che muore in croce ed è già così spirituale. È un po' strano, e questa figura in realtà non è il Gesù storico, perché, come dire, San Paolo per un periodo era un predicatore di una religione misterica, gnostica, in cui c'è sì la figura di un salvatore spirituale, non ancora uomo, per niente umano, un mediatore tra Dio e gli uomini, una figura spirituale in qualche modo personalizzata in questa figura del Gesù Cristo, che non ha niente a che vedere con la figura del Gesù storico, figlio di Maria e di Giuseppe. Allora, come devo dirlo? Anche la crocifissione di cui parla Paolo nelle sue lettere è una crocifissione che avviene in cielo. Leggete le lettere di San Paolo, è una crocifissione che avviene in cielo per opera di demoni. Quella lì è una religione gnostica che poi Paolo, con un colpo di genio, fonderà con la figura del Gesù storico, approfittando di una sinonimia, perché il Gesù storico, quello crocifisso, figlio di Maria e di Giuseppe, si chiama Salvatore, Joshua ben Joseph, Salvatore figlio di Giuseppe. E cosa fa Paolo? Identifica il Salvatore figlio di Giuseppe, storico, con il Salvatore, colui che salva, non il nome proprio, ma colui che salva celeste. Quindi Paolo fonde 2 religioni differenti approfittando di questa sinonimia, perché Gesù Cristo vuol dire il Salvatore scelto dal Signore, il mediatore tra Dio e l'uomo, che non ha niente di terreno. Gesù Cristo significa anche il Salvatore scelto da Dio per portare avanti la buona novella, che poi sarà bagnata, distorta e occultata, come vedremo, la vera buona novella, non quella del perdono dei peccati. Allora, Paolo fonde 2 religioni differenti per rispondere ai bisogni degli ebrei, lui era ebreo,
che all'interno dell'impero romano erano perseguitati, la religione ebraica non funzionava, non era accettata dai romani, per cui serviva un'operazione di aggiustamento, e l'operazione di aggiustamento è il cristianesimo che conosciamo oggi. L'operazione quindi di mettere insieme il Gesù storico con il Gesù astratto, spirituale, di origine greca, ebbe successo, ma oggi, come dire, le contraddizioni vengono al pettine della ricerca storica. Comunque, già ai primi tempi del cristianesimo, con Sant'Agostino, inizia, come dire, la ripulitura della figura storica di Gesù, no? Che chiedeva il Gesù storico, il Salvatore, il Joshua, figlio di Giuseppe, chiedeva l'applicazione del codice mosaico di santità che proibiva il debito usuraio praticato dai sacerdoti ebrei al tempo del Gesù storico. Così il cristianesimo cattolico romano finirà per contemplare un Gesù puramente spirituale, con poco di materiale, senza la componente rivendicativa del Gesù storico, che sarà ripulita perché imbarazzante, non vendibile, diciamo, all'interno dell'impero romano. Per gli aspetti terreni, questo cattolicesimo romano, questo cristianesimo inventato da San Paolo, preferirà identificarsi nella figura della Vergine piuttosto che nel Gesù storico, che si occupava del suo popolo pretendendo il ripristino del giubileo dei debiti. Ecco, questo questo per sommi capi. Ritornando al cristianesimo ortodosso, allora si può dire che questo cristianesimo greco-ortodosso russo conservò l'originale messaggio della buona novella, cioè il giubileo dei debiti impagabili, rispetto al cristianesimo cattolico che se ne disfò nel giro di qualche generazione attraverso un concilio, adesso di cui non ricordo né la data né il nome. Anche la figura della Vergine è diversa nel cristianesimo ortodosso rispetto a quello cristiano. Basta guardare anche l'iconografia cattolica e ortodossa. La Maria, tra la religione, confrontando l'aspetto di Maria tra il cristianesimo cattolico e quello greco-ortodosso, ha colori opposti. I colori della Maria cattolica sono mondani, quelli della Maria ortodossa sono spirituali. Tipico del cristianesimo russo è il rapporto religioso con la madre terra. E quindi si può pensare che la Maria russa sia un po' il retaggio dell'antica idea un po' pagana della Dea Madre. Questa diversità esploderà con lo scisma fra cristianesimo greco, cioè spirituale, greco-ortodosso, quindi spirituale e della buona novella, e il cristianesimo cattolico universale romano, centralizzato nella figura del Papa. La disputa teologica fra le due religioni riguarda la processione dello Spirito Santo anche dal Figlio. Sembra aria fritta, ma è un po' più sostanziale di quel che sembri a prima vista. La Chiesa ortodossa conserva l'idea originaria di Gesù come intermediario spirituale con Dio e come uomo anche. Conserva la buona novella del Giubileo dei debiti. La Chiesa romana invece elimina il Gesù uomo, colloca il Gesù spirituale alla destra del Padre e si identifica nella Vergine Maria. Se andate per le strade di Roma troverete tante antiche immagini di Maria, ma non ce n'è una di Gesù. Quindi la Chiesa cattolica romana, libera dalle istanze popolari del Gesù storico, ha potuto dedicarsi al potere temporale, come sappiamo. La Chiesa ortodossa accusa perciò quella romana di eresia e rimane fedele al Vangelo. Tradotto in termini attuali, la tenuta della Russia nella resa dei conti dell'operazione Barbarossa tuttora in corso forse si deve anche
alla coesione sociale religiosa, alla quale anche l'ateo Stalin non mancò di appellarsi per resistere allo scontro di civiltà con l'Occidente, per resistere allo scontro di civiltà incarnato da Hitler. Chiudiamola qui con la religione, ci sono tantissimi aspetti, ma non mi pare di aver trascurato quello che importa, ecco, considerare. Un breve cenno sul diritto russo. Abbiamo parlato di religione russa, religione ortodossa, non ho parlato della componente non clericale, ma come dire, prendo tempo per affrontare questo argomento perché è un po' distante dai nostri luoghi comuni. Quindi sul diritto russo una breve considerazione. Il diritto russo riflette quello canonico ortodosso. Mancano principi astratti assoluti, come ho detto anche nella lezione precedente, quella l'ottava. L'uguaglianza davanti alla legge è sconosciuta. Il potere dello zar era assoluto. Dopo la rivoluzione, tutte le istituzioni sarebbero state subordinate al Soviet supremo. Lo Stato sovrasta la religione, l'economia e il diritto. E quindi, come dire, questa posizione dello Stato che sovrasta la religione e non sarà mai sovrastato dalla religione come in Occidente, ci porta in una situazione che ricorda un po' il modello cinese. Ecco. Chiuso questo capitolo, troppo breve, ma giusto per fare un accenno, per trovare una corrispondenza dello stesso discorso anche a livello di leggi e di diritto. Parliamo di controllo sociale in Iran. La principale religione iranica è l'Islam sciita. L'Islam si fonda sul Corano scritto da Maometto, che considera l'ebraismo e il cristianesimo come religioni affini benché inferiori. In Iran le religioni diverse dall'Islam sciita sono tollerate, quindi troviamo cristiani, ebrei, islamici sunniti, wahhabiti e anche zoroastriani, che sappiamo essere la religione persiana, no? Qual è la differenza tra Islam sunnita e sciita? No, in Iran abbiamo un Islam sciita, ci sono anche i sunniti, ma sono una minoranza. La differenza tra sunniti e sciiti è che i governanti sunniti monopolizzano il potere politico, mentre quelli sciiti in Iran vivono all'ombra dello Stato cercando la guida nei loro imam. Mentre i sunniti, Arabia Saudita, basano molto la loro pratica religiosa anche sugli atti del profeta e sui suoi insegnamenti, gli sciiti invece vedono nei loro leader religiosi, gli ayatollah, gli intermediari con Allah sulla terra. Quindi seguono meno alla lettera il Corano rispetto ai sunniti. Sono meno legati all'astratto, alla parola, alla rigidità, al libro. Da una parte le scritture, la verità, dall'altra la tradizione unita alla coscienza religiosa contestuale degli imam. Capite che la religione, quindi iranica, è più realistica, è più legata al contesto piuttosto che al libro, che è quello che dice le parole scritte da Maometto in un contesto completamente diverso. La differenza quindi è la maggiore affinità con la mentalità orientale rispetto alla religione sciita. La religione sciita assomiglia più al modello occidentale, quella sunnita, iranica, più alla mentalità orientale e, come vedremo tra poco, anche indiana. Iran e Russia presentano esiti religiosi, diciamo, intermedi, quindi tra la Cina e l'Occidente, si può dire così.
Ora vediamo se la differenza si ritrova anche nel corpus giuridico della cultura iraniana, che dovrebbe essere l'esito delle impostazioni filosofico-religiose della sua civiltà. E infatti è così. Se consideriamo il sistema giuridico iraniano, ritroviamo lo stesso atteggiamento, la stessa visione del mondo. Nel diritto, anzi, nel diritto la differenza è ancora più evidente. Il diritto islamico iraniano non è strutturato intorno a un corpo di leggi, si avvicina un po' al common law inglese, ma è diverso, si presenta più come il diritto dei giuristi, cioè esseri umani che vivono in un contesto, piuttosto che il diritto dei giudici che applicano la lettera della legge, no? C'è la tradizione e c'è l'interpretazione moderna di essa da parte delle guide spirituali, la cui autorità è comunque fondata sul consenso popolare, non è mai dinastica. L'autorità spirituale, l'imam, ha un'autorità basata sul consenso popolare, ha un'autorizzazione che viene dal basso, non dall'alto. Gli occidentali liquidano il modello iraniano come teocrazia, ma è una semplificazione che descrive più i limiti occidentali che l'Iran. La Repubblica Islamica è una delle architetture istituzionali più sofisticate al mondo. Perfeziona la democrazia fondendo sovranità popolare con una saggezza superiore comunque democratica. Riconosce il valore del voto, ma rifiuta di ridurre il governo agli impulsi populisti. E questo è il risultato di millenni di civiltà. Cioè la Persia, che è l'origine ancestrale dell'Iran, è sempre quella. L'impero Achaemenide dell'attuale Repubblica Islamica, la Persia, ha dovuto confrontarsi con tante ondate di invasioni, mantenendosi integra dentro i propri confini. I confini della Persia e dell'Iran sono sempre quelli, da secoli. Tale continuità storica ha modellato un ethos politico che è strategico, vigile e razionale. In Iran la politica è strumento di sopravvivenza della civiltà in un ambiente geopolitico ostile. Lo Stato iraniano fonde le tipiche istituzioni repubblicane con strumenti di supervisione morale e dottrinale che garantiscano la coerenza strategica. Il leader supremo è il guardiano della sovranità nazionale e spirituale. È scelto dall'assemblea degli esperti composta da 88 studiosi islamici eletti dal popolo. L'Iran mantiene la sua continuità radicandola nei valori fondativi piuttosto che nei sondaggi, senza con ciò rinunciare al progresso. È un progresso, diciamo, con le briglie. Ed è interessante, per me particolarmente interessante, la tradizionale condanna dell'usura, mentre in Occidente con l'usura si è arrivati a dei compromessi e poi a fregarsene del divieto del codice di santità mosaico, del divieto di usura, in Iran invece è stata mantenuta. La legge mosaica condanna l'usura, questo lo sappiamo, una condanna che i sacerdoti ebrei avevano imparato a Babilonia durante l'esilio. È una condanna di natura fisiocratica, persiana, che ritroviamo nel cristianesimo greco-ortodosso, che sopravvive in Russia. Anche in Russia è condannata l'usura. Condanna poi scomparsa nel cristianesimo cattolico romano. Questa è la ragione profonda dello scisma cristiano, non la questione teologica della divinità del figlio, ovvero la questione del filioque. Cioè, la questione del filioque è la base teologica dell'accusa di tradimento del Vangelo che il cristianesimo ortodosso lancia contro il cristianesimo romano. Quindi le religioni del libro hanno mostrato percorsi divergenti e contrapposti su una questione che segna profondamente
gli sviluppi occidentali nei confronti di quelli orientali. Le regioni dove questi percorsi sono rimasti ancorati alla terra sono quelle che oggi ruotano intorno alla triade Russia, Iran e Cina. Le regioni invece dove la dissociazione occidentale ha preso piede con sviluppi esplosivi ma sostanzialmente effimeri, come si può riconoscere oggi, è l'area mediterranea che poi si è sviluppata verso i paesi dell'Europa del Nord, nord-ovest, raggiungendo l'America. Gli avvenimenti attuali sono la resa dei conti quindi fra talassocrazie e tellurocrazie medio ed estremo orientali. Torniamo al diritto iraniano per considerare alcuni dettagli interessanti. Gli unici due stati che fino a questo momento hanno totalmente islamizzato il proprio sistema bancario e finanziario sono Iran e Pakistan. Tutti gli altri paesi musulmani che hanno autorizzato la costruzione di banche e istituti finanziari islamici sul proprio territorio invece sembrano aver adottato una linea più moderata o più romana nei confronti del processo di islamizzazione economica. In Iran islamizzare il sistema bancario e finanziario è caratterizzato dalla nazionalizzazione e ristrutturazione del sistema bancario attraverso interventi legislativi e di politica economica coerenti con i principi islamici. Due parole sulla cultura indiana e poi finiamo. Nella giurisprudenza indiana c'è un doppio concetto di giustizia, c'è la giustizia strutturale e quella realistica, contestuale. Quella strutturale deve inserirsi in quella più ampia, realistica, contestualizzata. Si coglie la differenza tra le culture orientali rispetto a quelle occidentali. Di nuovo, in Occidente prevale la struttura razionale astratta, predomina la religione della ragione. In quella orientale, senza rinunciare al valore normativo o religioso, predomina la ragione al servizio del vivere umano reale. La ragione è vista come uno strumento necessario per togliere la ragione stessa dall'altare, ciò è dovuto avvenire per il carattere radicato nella terra e nei rapporti reali delle culture tellurocratiche. Tutti gli antichi teorici indiani disprezzano la legge del mondo dei pesci, sarebbe la legge della giungla, detto nel nostro linguaggio, che non deve perciò inserirsi in quello degli umani. Akbar, islamico praticante, era un re islamico praticante, sosteneva l'esame critico di ogni religione e di ogni gerarchia di valori tradizionali. La ragione sovrasta la religione perché solo la ragione permette di criticare la ragione stessa. Basta che la ragione non diventi una religione a se stessa assoluta e rimanga invece uno strumento al servizio del buon governo. Ecco, con questo concludiamo questa lunga parentesi sulle religioni. Dalla prossima lezione considereremo la fine della religione cattolica romana e l'inizio della nuova religione laica tuttora vigente, che è quella del dio denaro.